Coach, è vero che è un torneo amichevole, però perdere fa sempre male. Hai iniziato a vedere un po' di movimenti, un po' di squadra? Come siamo? Sì, tante indicazioni in questo weekend. Avevo io in primis bisogno di vedere i giocatori in campo con qualcosa in palio e credo che ci siano state tante indicazioni utili per il prossimo imminente futuro. Che ci fosse da lavorare tanto lo sapevamo, ma è sempre importante scontrarsi con la realtà del campo per avere un incentivo in più. Sicuramente abbiamo bisogno di crescere insieme, adesso che il gruppo è finalmente compatto, unito e completo, credo che gli spunti di questo weekend ci possano dare un'ulteriore spinta per credere in quello che stiamo facendo, continuare a lavorare verso una direzione ben definita e soprattutto una cosa che condividerò con la squadra è che abbiamo davvero tanto bisogno di utilizzare tutta l'energia che abbiamo per riunirci tutti insieme e pensare a giocare a pallavolo, che è la cosa che in assoluto ci può far fare un salto di qualità. Abbiamo tanto talento, dobbiamo organizzarlo, dobbiamo metterlo in campo e a volte provare a fare un respiro in più per ritrovare quella serenità e quella attenzione nel gioco che ogni tanto ci sfugge. Abbiamo visto in campo Darlan, abbiamo visto anche dei piccoli sprazzi di Christensen. Sì, Maika e Darlan sono arrivati da pochissimo ed è il motivo per il quale ho ritenuto opportuno, oltre a quello che ti dicevo prima, utilizzarli non in entrambe le amichevoli. Su Maika avremo la possibilità dalla prossima settimana di introdurlo dentro il nostro sistema e insieme a lui crescere come livello di gioco. Ci sarà bisogno di tanta pazienza, il talento e l'energia ci sono, abbiamo bisogno di mettere tutto questo in campo in forma utile per produrre una buona pallavolo.